Prime battute per Chieri in Musica, cominciata in settembre, in Duomo un applaudito concerto dei ragazzi del 2006. Sono 100 fra i 16 e i 21 anni, sono nati grazie a un progetto promosso dalla provincia di Torino in vista delle Olimpiadi. Ecco il coro e l'orchestra Ragazzi del 2006, diretti da Claudio Dina e Miriam Mazzoni, ospiti della rassegna Chieri in Musica. Una serata dedicata a canti e musiche da tutto il mondo nella collegiata di Santa Maria della Scala, dagli Stati Uniti alla Francia, dall'Inghilterra al nostro Piemonte. L'8ª edizione di Chieri in Musica, promossa dal Comune e organizzata dal Circolo Cameristico Piemontese, aveva avuto inizio il 25 settembre, una galoppata di 3 mesi che ha visto in scena piccoli capolavori come la Serva Padrona e il Maestro di Cappella, il Quartetto Paganini, i complessi del Regio di Torino con 2 concerti, oltre al concorso internazionale di musica per giovani interpreti giunto ormai al 5º anno. Un bilancio positivo, anche se di questi tempi far cultura è sempre più difficile. Speriamo di poter continuare su questa strada, visto che l'affluenza del pubblico è stata numerosa, e di poter proseguire questa vicenda, diciamo, della musica, visto che nel nostro paese in questo momento abbiamo alcuni problemi. Ringrazio tutti i collaboratori e il Comune di Chieri in prima persona. Il 23 dicembre l'ultimo concerto, sempre nel Duomo di Chieri, poi appuntamento all'edizione numero 9.